Quinta corsa, cavalli di 4 anni, 9 al via, 1 Alice Trio, 2 Aliprav, 3 Alpha Pax, 4 Ellison OP, 5 Albiol Filmont, 6 Ancora Tubigi. Seconda fila 7 Amelipan, 8 Assia Luis, 9 Arnica Holz. Partiti. Veloce Allison OP, attaccata all'esterno da Albiol Filmont, poi partito benissimo dalla seconda fila anche Arnica Holz con Davide Di Stefano. Prima curva con in vantaggio Aniello Vitagliano e Albiol Filmont davanti al 4 di Allison OP che si sistema secondo, poi ha trovato posto in terza posizione Arnica Holz davanti ad Alice Trio. Intanto avanza al largo anche il numero 6 di Ancora Tubigi con Andrea Bigliardi, pedinato da Assia Luis. Arriviamo al paletto dei 400 metri, passati dalla figlia di Yankee Slide in 30 secco. Avanza all'esterno Ancora Tubigi, pedinato da Assia Luis. Siamo ormai sul finire della seconda curva con sempre in vantaggio Albiol Filmont, la femmina di Giustino Cioce che arriva in 45,4 ai 600. Passaggio davanti alle tribune, ora Ancora Tubigi va ad affiancare Allison OP, poi l'altra pariglia formata da Arnica Holz, Assia Luis, poi quella da Alice Trio e Aliprav. Ancora 30 secco, parziali netti, 1 minuto tondo tondo per il primo giro. Sempre in vantaggio Albiol Filmont con Assia Luis che scatta dalla seconda pariglia. Intanto il chilometro va via in 1,15,4. Avanza la figlia di Love You con Vincenzo Piscuoglio e sembra già sul punto di prevalere a 450 metri dalla conclusione. Assia Luis in vantaggio. Viene però forte anche, vediamo, il numero 7 di Amelipan con Salvatore Valentino. Si staccano in lotta le due femmine. Siamo a 200 metri dalla numero conclusione. 9, Arnica Ultima curva Holz, passata in squalificato. 14,8. Viene comandata Assia Luis per sfuggire alla minaccia di Amelipan. Ultimi 100 metri. Assia Luis in vantaggio. Amelipan che ci prova. È un po' stanca Assia Luis, ma ancora buon vantaggio e viene a vincere su Amelipan al terzo Alice Trio. Ed è il triplo di Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. In gran forma anche oggi, stavolta con Assia Luis per Francesco Alessandrini. Bella vittoria per la figlia di Love You che finalmente trova la vittoria piena. È scattata ai 600 finali, ha preso la meglio e poi si è difesa in retta da una comunque valida Amelipan, a sua volta autrice di bel volo ai 600 finali. Rivediamo la retta d'arrivo con la portacolori della scuderia Paul Stars che viene a vincere, attaccata da Amelipan che è buona seconda, mentre al largo di tutti ci è sembrata Alice Trio. Infatti così è l'allieva della scuderia Trio con Marco Stefani davanti al 6 di Ancora Tubigi. La quota al titolizzatore da favorita per Assia Luis 1,74. Intanto suona la sirena, quindi attendiamo il responso dalla giuria. Attenzione, la giuria, prima di confermare l'ordine d'arrivo, si riserva di visionare il filmato della corsa.